progetto, da market validation, da initial deployment e adesso sistema a regime. Conferma l'adozione dei modelli clinico-organizzativi, l'abbiamo ripetuto più volte oggi, che soddisfano le necessità degli utenti, il valore aggiunto che ha descritto Claudio Saccavini, e sono diventati una modalità stabile di erogazione. Problema che attualmente si pone è come si gestisce il sistema, come lo si porta avanti. Abbiamo in questo progetto voluto affiancare, oltre all'implementazione dei servizi, un'analisi HTA, Health Technology Assessment, perché una delle criticità fondamentali quando si affrontano nuovi modelli organizzativi o inserimento di nuove tecnologie è come ci rapportiamo con i decisori per valutare le priorità, per consentire ai decisori di posizionare in un'adeguata priorità gli investimenti per questi settori. Mentre non c'è più dubbio in tecnologia come la risonanza magnetica, la radiologia o altri settori, nell'informatica questo è sempre stato molto carente. Noi abbiamo sviluppato e seguito tutti i progetti, tutti i diversi progetti attraverso un controllo e alcuni dati li abbiamo riportati, altri li vedremo nel proseguio. Costruzioni dei servizi su un modello di integrazione. L'integrazione credo che sia emersa in tutti i passaggi. Integrazione interprofessionale, intraprofessionale, perché non sempre all'interno di una stessa specialità i punti di vista sono gli stessi. Io resto sempre stupito che alcune specialità che nel Veneto credo abbiano 30, 40, 50 specialisti abbiano 3 società scientifiche di riferimento. Quindi intraprofessionale, interprofessionale, interaziendale, ma come avete visto anche internazionale come confronto rispetto agli standard. Modello di integrazione che non può che passare attraverso un linguaggio comune, quindi una semantica, una modellistica organizzativa, un linguaggio comune tecnologico e un modello infrastrutturale coerente. Il confronto fra queste diverse realtà ha portato, e qua cominciamo a vedere i ritorni, a far convergere rispetto a standard tecnico-organizzativi diversi progetti regionali e nazionali. Nel 2002 avevamo sviluppato un primo osservatorio di telemedicina e ci eravamo resi conto, in una ricerca sanitaria finalizzata regionale, che il 75% dei progetti di teleradiologia, che il 75% delle aziende sanitarie avevano un progetto di teleradiologia, ma solo il 30% l'aveva finanziato direttamente. Ma come? Se il 75% dei decisori aziendali hanno ritenuto che ci dovesse essere un progetto di teleradiologia, come mai non è stato messo nei fondi aziendali? Perché per anni abbiamo continuato a dire dobbiamo cercare i fondi. La cosa carina è che abbiamo ripetuto questo questionario 2 anni fa. Sembrava non ci fossero più progetti di teleradiologia. Alla domanda, avete progetti di telemedicina? Bene, non c'è stata nessuna risposta che abbia detto abbiamo progetti di teleradiologia. Perché? Perché sono entrati in utilizzo rutinario. Perché ormai nessuno lo riconosce come un progetto di telemedicina, ma riconosce una operatività normale. E questo è l'obiettivo. E questo è l'obiettivo che si sta raggiungendo anche col teleconsulto neurochirurgico. Siamo riusciti in questo percorso a creare una massa critica e, come avete sentito anche sullo standard IHE, un modello di riferimento a livello europeo. Abbiamo costituito un consorzio
e adesso lo analizziamo un attimo, consolidato e credibile e capace di attrarre finanziamenti. Dopo questo progetto, dopo questi progetti, questo cluster di progetti, c'è stato riconosciuto il finanziamento per un altro progetto che si chiama Renewing Health, che è frutto assolutamente dell'esperienza maturata nel consorzio internazionale che ha sviluppato la cosa. Ma allora vediamo uno dei primi risultati. In fondo, da Health Optimum è stata individuata una terza via rispetto ai modelli precedenti, o alle realtà precedenti. Da una parte molti progetti individuali, intra-aziendali o addirittura all'interno del singolo presidio di un'azienda, che non riuscivano a sviluppare coerenza e integrazione tra di loro, e dall'altra parte, come ricordava anche Claudio Saccavini, approcci molto centralistici, centralizzati, come l'Emilia-Romagna, come la Lombardia, come altre regioni hanno adottato. In qualche modo, analizzando continuamente l'esperienza che abbiamo fatto, abbiamo colto che c'è una terza via, che non per forza deve essere top-down, ma può essere bottom-up. In fondo Internet è nato così. Internet è stato un momento federativo, consortile, chiamiamolo come si vuole, che ha progressivamente messo a frutto le grandi energie distribuite e messe insieme attraverso la rete. Abbiamo riconosciuto una visione unitaria, abbiamo riconosciuto la capacità di integrarsi e di lavorare insieme, lavorare prima di tutto tra uomini e donne, prima di tutto tra professionisti, e siamo andati alla costituzione, ma molto naturale, molto normale, di Arsenal. Il successo di Health Optimum quindi è stata la realizzazione di servizi di telemedicina che ormai sono attivi in tutte le 23 aziende, diffusi uniformemente nell'organizzazione, garantiscono, non c'è dubbio, una maggiore equità distributiva delle prestazioni, una più coerente accessibilità per tutti i cittadini, che siano essi, che vivano essi in zone lontane dai centri di riferimento o che siano alle porte. Avete sentito nella presentazione del dottor Scienza che l'80% dei teleconsulti avviene entro la mezz'ora, mi pare di aver colto. Quindi come se la neurochirurgia fosse attaccata al pronto soccorso, come se fosse nello stesso ospedale, anzi alcune volte forse è più difficile spostarsi da una stanza o da una parte all'altra dell'ospedale. Questo è equità, questo è uniforme accessibilità ai servizi. Il successo di Health Optimum sono stati anche i numeri, come avete visto, volumi di attività e teleconsulto, in 39 mesi 6.783 teleconsulti, con oltretutto un trend in crescita, perché c'è riscontro, perché funziona, è vero, come diceva la dottoressa Carraro, va governato, va dato stabilità al sistema, va dato sicurezza a tutti i soggetti che ci lavorano, perché non è facile tornare indietro, non è facile. E quindi l'impegno è in qualche modo da parte di tutti, regione, noi aziende e consorzio, di stabilizzare questa cosa. Non è finito. Dobbiamo irrobustire la rete, dobbiamo irrobustire la tenuta del sistema, dobbiamo preparare la resilienza del sistema, dobbiamo dare garanzie a tutti quelli che lavorano sul campo di stabilità. Utilizzo rutinario del teleconsulto, a questo punto, oltre a chi ha partecipato al progetto, nell'ultimo check 17 aziende lo sviluppano rutinariamente come parte integrante della loro attività.
Coinvolgimento di persone, 772 professionisti coinvolti complessivamente nel progetto e adesso nella fase operativa. Stiamo parlando di numeri elevatissimi. È chiaro che l'impegno per far confluire in una unicità semantica, organizzativa, di modellistica è importantissimo, è stato enorme, ma è stato dato dalla condivisione dell'obiettivo. Ai professionisti bisogna dire e condividere dove si vuole arrivare, no cosa devono fare. E credo che in Eltoptimo, attraverso l'ampio coinvolgimento delle componenti professionali sanitarie, sanitarie organizzative, informatiche, amministrative, tecniche, questo è avvenuto, comprese le componenti direzionali. Aumento delle unità operative che utilizzano rutinariamente il teleconsulto da 59 a 81 e una riduzione del trasporto dei pazienti che era quel famoso 2075. E questo una giornalista chiedeva qual è la notizia di questo incontro. A parte che non ci deve essere per forza una notizia, ma la notizia è il 75% dei cittadini veneti che vanno incontro a un problema di questo tipo non deve spostarsi dall'ospedale in cui viene accolto mantenendo i livelli di sicurezza e, come giustamente sottolineava il dottor Scienza, anche di fiducia reciproca dei professionisti e dei cittadini. E questo è un aspetto importante. E questa fiducia reciproca e tranquillità è data dal fatto che tutti stiamo dicendo le stesse cose, professionisti e non. Eltoptimo rappresenta le fondamenta sulle quali sviluppare i nuovi progetti, che sono già attivi. Progetto DOGE, progetto regionale per lo sviluppo di una rete di servizi tra gli attori di primary care. Veneto Escape, progetto firma digitale su tutto il territorio veneto. E Renewing Health, che vi dicevo prima, progetto europeo per la validazione dei servizi di telemedicina innovativi grazie a un approccio patient-centric. Un'altra eredità è la piattaforma, quella che abbiamo definito l'infostruttura, non tanto l'infrastruttura, perché il valore aggiunto che Eltoptimo ha dato non era tanto la costituzione della rete, perché come ricorderete all'inizio la dottor Scienza diceva ma c'era una rete delle rianimazioni che consentiva la comunicazione, ma è l'infostruttura, cioè la modalità con cui le informazioni circolano. Anche questo in un approccio molto federale e consortile, nel senso sono stati individuati per singola provincia dei modelli organizzativi infostrutturali che però hanno tutti una capacità di comunicare gli uni con gli altri. È un po' quello che diceva il dottor Scienza prima, stiamo vedendo il Veneto come una grande città con dei quartieri, con delle centraline, ma non ha nessuna importanza che le centraline siano 7, 5 o 20. Il punto è che il sistema viene visto unitariamente. Altra eredità di Eltoptimo è l'ottica verso gli standard. L'identificazione degli standard di interoperabilità che vanno dalla dematerializzazione, adesso appare abbastanza normale per tutti stamparsi un biglietto di aereo a casa propria o acquistare un biglietto del treno a casa propria. Nel 2002, quando si è partiti, non era così automatico. L'interoperabilità semantica e l'infrastruttura condivisa che abbiamo visto. Altro aspetto che abbiamo più volte sottolineato è la cooperazione. Dall'iniziale raggruppamento
del 2004 per presentare il progetto, al 2005 consorzio di telemedicina, avete visto il simbolino che faceva quasi tenerezza, fatto in casa e partiti un po' spontaneamente. Adesso è un consorzio volontario di tutte le aziende, di tutte le 23 aziende. Oggi Arsenal ha un bilancio di oltre 2 milioni di euro in pareggio. Assolutamente in equilibrio, ha commesse che possono, commesse in progetti nazionali e internazionali che mantengono questo livello di finanziamento per i prossimi 3 anni, è composto da gente molto giovane che sta lavorando intensamente, lavorando con grande partecipazione e soprattutto lavorando con lo spirito giusto, che è quello che dicevamo prima, tra uomini e donne che non vedono una demarcazione perché uno è Arsenal e l'altro è nell'azienda ospedaliera piuttosto che nell'USL, ma lavorano insieme. Si propone come centro di riferimento per la diffusione dell'innovazione in sanità, perseguendo il massimo ritorno economico organizzativo. Ovviamente questo non vuole dire che non si cerchi anche la marginalità sui progetti, ma la marginalità viene sviluppata per condividere i risultati informativi, il lavoro, i dati e i percorsi che sono stati fatti insieme. Cooperazione che non riguarda solo l'Italia, ma i rapporti che abbiamo costruito con i partner europei sono molto buoni, tant'è che si sta pensando anche a un'ipotesi di consorzio europeo, in cui in qualche modo si sta facendo riferimento al Veneto perché lo porti avanti, per traslare questa esperienza veneta anche nel più ampio contesto europeo. Per concludere, oltre all'aspetto cooperativo che abbiamo visto prima, oltre agli standard, stiamo vedendo come, perlomeno nel Veneto, ma non solo, stiamo facendo confluire diversi progetti. Li stiamo incastrando. Abbiamo parlato prima di Health Optimum, ma abbiamo parlato anche di Veneto Escape, abbiamo parlato del progetto Doge, abbiamo parlato di Renewing Health. Queste non sono tessere che si agganciano casualmente, ma sono tessere che messe insieme danno un'immagine, e l'immagine è quella del fascicolo sanitario elettronico. Solo attraverso la costruzione e la messa insieme di questi tessere riusciremo ad arrivare a questo tipo di risultato. E se lavoriamo in questo modo e se la Regione, intesa come livello politico e il livello tecnico qui rappresentato dal segretario regionale, riterranno opportuno che possa essere Arsenal, che possa essere uno degli obiettivi fondanti per le aziende, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi per le aziende già definite dalla Giunta e su cui stiamo lavorando con la Regione, il fascicolo sanitario elettronico è uno degli obiettivi sicuramente raggiungibili nei prossimi 3-4 anni. In tutto questo il futuro di Health Optimum, che è finito, vi ricordo, in questo momento stiamo parlando di una realtà operativa che ha lasciato e sviluppato delle eredità, Arsenal, la capacità di lavoro insieme, la capacità di capire che si può fare. A questo punto io credo che è sostanzialmente nelle mani nostre e nella individuazione di una programmazione precisa di revisione dei sistemi come quella che sta sviluppando la segreteria regionale e la Giunta e questa amministrazione attraverso il nuovo piano sanitario e attraverso i documenti che ne seguono. Concludo ringraziando proprio tutti, le 770 persone, ringraziando non soltanto per il risultato raggiunto, ma per l'esperienza di vita, perché dopo, quando sia successo, come recita un noto aforisma
dello sport, chi vince festeggia, chi perde spiega. Di errori, di problemi ne abbiamo fatti anche in questi progetti, ma sicuramente la messa a regime è il successo che ci consente di festeggiare. Qui oggi questo raggiungimento, questo risultato, festeggiarlo in Villa Lorenzon, che è la sede di Arsenal, che vuole essere, come giustamente una sede consortile, la casa di tutti noi. Quindi chiunque voglia venire qui in Villa sappia che questa è la sede del consorzio, è la sede di tutti, non dei direttori generali, ma di tutti coloro che abbiano voglia di lanciare progetti, di riflettere con noi e di portare avanti questo percorso. Grazie.